Buongiorno, avete mai pensato all'Egitto in Veneto? Ebbene, al Museo Nazionale Concordiese di Portogruaro è conservata una statuetta in bronzo risalente al I secolo d.C. e che per anni si pensava raffigurasse un idoletto. Invece oggi possiamo dire raffigura un sacerdote di un culto egiziano, o meglio, un sacerdote del culto della dea Iside. Proviene probabilmente da un larario, cioè un altarino domestico di una domus di Via delle Terme a Iulia Concordia. E il fatto di essere posto proprio all'interno di questo larario indica la purezza rituale e morale degli abitanti della casa, perché questi erano i seguaci di Iside. Questa dea, moglie e sorella di Osiride, fu venerata fin dai tempi antichi in Egitto come dea della fertilità, della maternità, della magia, tra tanti delle sue caratteristiche. E fu l'artefice della rinascita del marito Osiride, che era stato ucciso dal fratello Set, tagliato a pezzi il suo corpo, sparso per le città lungo il fiume Nilo. Ella, con l'aiuto di Anubi, il dio delle necropoli, riuscì a recuperare tutti i frammenti di questo corpo, tutti tranne uno, a ricomporli e a ridare vita a Osiride. Dal loro amore nascerà Horus ed è per quello che lei si trasformerà nella grande madre. Il suo nome in egiziano ha Set, il trono, e anche la raffigurazione che si pone sul suo capo, proprio un trono, per indicare il suo nome. Ebbene, se vogliamo avere qualche notizia in più relativamente a questa dea e ai suoi sacerdoti, che normalmente erano completamente rasati nel capo, erano purificati e pulitissimi, indossavano solo vesti bianche, o meglio, indossavano quello che noi chiamiamo lo shendit, cioè questo tessuto trapezoidale che veniva avvolto attorno alla loro vita e in questo caso, come la nostra statuina, il nostro sacerdote tiene in mano anche lo scettro Was. Sacerdoti che svolgevano ogni anno un rito che era quello di avvicinarsi alle acque o del Tevere o del mare per accompagnare la nave, per dare l'inizio a quella che era l'attività proprio di navigazione, ricordando quel navigium Isidi, cioè quel viaggio sulla nave di Iside per raccogliere i frammenti del corpo dell'amato. Ma se volete saperne di più, vi invito a venire al Museo Nazionale Concordiese non appena riapriremo e a vedere questa statuina di sacerdote Isiaco insieme a me. A presto!